buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova live dove dovremo fare questa volta un unboxing di due acquisti che ho fatto la settimana scorsa su Amazon. Andiamo a vedere, questo è uno dei due acquisti, ok? Questo è uno e questo è l'altro. Sono due cose, diciamo, diverse, ma andiamo a vedere subito, senza ulteriore indugio, cosa contiene questo. Allora, io in teoria già lo so. Eccoci qua, qualcosa che io compro tutti i mesi, e infatti, eccoci qua, con Passione Amiga, il numero di settembre 2022. Ah, mi sono scordato di dire che sono le ore 11:23 di questo primo settembre 2022. Allora, questo Passione Amiga, il nuovo numero 9, preso su Amazon, ovviamente. Passione Amiga, caporedattore Paolo D'Urso. Allora, sommario in questo numero editoriale, poi c'è il sommario, Games News, Tech News, The A500 Mini News. Io direi di vedere un attimo al volo pure questo, pagina 12, poi ce lo sfogliamo tutto magari piano piano. Ecco, questo è tutto un articolo dedicato a The A500 Mini, visto che poi è uscito anche il firmware aggiornato, diciamo. Poi parlano anche della Game Selector 1.3, vedete? Adesso bisogna che aggiorno un po', saluto anzi tutti gli amici di Amiga Ita su Telegram, cercate il gruppo Amiga Ita su Telegram, c'è il repository dove mi pare fino all'1.1, l'1.2 c'era la 500 Mini Game Selector. Devo un po' aggiornare tutto quanto, io sono mesi che manco da quel gruppo, però sto lavorando ad una sorpresa che però ci vuole un bel po' di tempo per metterla in piedi, quindi diciamo che quanto prima ritornerò attivo sul gruppo Amiga Ida. In ogni caso saluto tutti gli amici che stanno continuando ad utilizzarlo, a scrivere e a far vedere novità su quel gruppo Telegram. Vi invito ad iscrivervi sul gruppo Telegram. Guardate Game News, come dice nella copertina, una valanga di videogiochi. Hanno cominciato a riprogrammare diversi videogiochi sia per C64 che per Amiga. Sono andati avanti anche con l'hardware. Qui addirittura ci sono news hardware, Tech News. Uscita la versione 2.8 del firmware per la Blizzard Amiga A1230, quindi l'acceleratrice con processore 030 per l'Amiga 1200. Molto molto bella la Blizzard, considerata una delle migliori schede acceleratrici per Amiga. Quanto mi piace dire schede acceleratrici, quando poi per PC uno cambiava tutta la scheda madre, CPU e tutto, e c'aveva il PC più veloce, mentre invece con l'Amiga, con i vecchi computer, non era così facile. All'epoca cambiare computer non era così facile come oggi, e quindi diciamo si procedeva ad accelerare quello che uno già aveva, e quindi uscivano tutte le varie schede acceleratrici. Ok, vi faccio vedere qualche pagina di questa rivista Passione Amiga numero 9 di settembre 2022. Vediamo insieme, lo sfogliamo per vedere cosa contiene questo numero di Passione Amiga. Ovviamente a breve ci sarà anche il Passione Amiga Day. Andate su Facebook, cercate Passione Amiga Day. Mamma mia, il CD TV, io ce n'ho due di CD TV, è uno spettacolo. Qui parla parecchio del CD TV, del Caddy,
Io ho diversi caddy, il caddy è questa scatoletta qua, dove andava messo dentro il CD e poi inserito con il CD con tutto il caddy. Questo è il classico telecomando che davano insieme al CD TV. Io ne ho due di questi telecomandi, avendo due CD TV. Poi c'era la trackball, questa ce l'ho io, ce n'ho una sola. E poi c'era anche il drive nero e la tastiera nera. Io il drive nero ce l'ho, la tastiera nera no, purtroppo. Almeno non mi ricordo di averla. Comunque il CD TV rimane sempre una bellissima macchina. Installare AMI SSL su Amiga. Reportage dal Commodore Day 2 che si è tenuto al Vigamus. C'ero anche io in questa kermesse, diciamo. C'era ovviamente lo stand dedicato a Passione Amiga. C'era Pastore con il suo libro Commodore 65. Mi è complicato prenderlo, se no l'avrei preso, ve l'avrei fatto vedere perché l'ho preso. Ok, vedete qui tutte le pubblicità, diciamo, al Vigamus di Roma. Io ci sono andato, ci sono stato di domenica, è stato un bel evento, c'era tanta gente molto valida del settore. Hanno fatto delle conferenze. Vedete, poi è uscito anche The Gamepad, che sarebbe il gamepad pure che viene venduto anche insieme ad A500 Mini versione USB. Io vi sto facendo vedere velocemente, anche perché questa live non la posso fare troppo lunga, quindi vediamo rapidamente insieme qualche pagina. La scena demo, quando si parla di Amiga, non deve e non può mai mancare. Io sono un patito delle demo grafiche. Già ai tempi, negli anni 90, avevo centinaia e centinaia di dischetti dedicate alle demo. Io collezionavo appunto queste demo grafiche. Allora, vediamo invece qui che cosa c'è. Di qua, vabbè, di qua, di là. Vediamo un po'. Ecco, stavamo vedendo cosa c'è in questo pacco. Ok, allora vediamolo insieme. Guardate, ecco qua. Allora, questo è l'astuccio di mia figlia per quest'anno scolastico. Pac-Man dell'Eastpak. Vedete? Pac-Man. L'astuccio di Pac-Man. Allora, e questi sono i fantasmini del gioco Pac-Man, famosissimo gioco. Allora, nel frattempo, vi dico cosa è successo. Praticamente avevo fatto la live, però la registrazione poi su YouTube e su Facebook è venuta senza audio da metà in poi, quindi ho dovuto praticamente rifare questo pezzo, diciamo il secondo pezzo della live, ma non è un problema, poi l'incollo e la ripubblico su YouTube. Allora, è arrivato nel frattempo anche un altro pacco, un altro paccone, eccolo qua, e andiamo ad aprire anche questo. Anche qui è leggerissimo questo pacco, ragazzi, leggerissimo. Andiamo a vedere cosa contiene, sempre fedelissimo coltellino rosso. Andiamo ad aprire anche quest'altro pacco. Allora, ok, allora, un attimino solo, eccoci qua. E questo è lo zaino di scuola per questo anno scolastico di mia figlia, sempre Pac-Man, vedete? Pac-Man, Eastpak, Pac-Man, eccoci qua, vedete? Quindi mia figlia, appassionata anche di videogiochi, a lei piace giocare molto a The Sims,
sta giocando anche a Monkey Island 3, il terzo Monkey Island, quello totalmente parlato in italiano, il primo parlato in italiano, gli altri erano scritti in italiano, vedete? Questo bisogna girarlo così, vedete? Tutti i fantasmini di Pac-Man sono uno spettacolo. Quindi durante questa live, diciamo, abbiamo visto Passione Amiga, questo nuovo volumetto di Passione Amiga, ok? Bellissimo, l'abbiamo sfogliato insieme. Poi abbiamo visto l'astuccio East Pac-Man di mia figlia e addirittura anche lo zaino, bellissimo. Guardate, anche qui ci sono i fantasmini. Allora, tutto questo materiale è stato acquistato su Amazon e quindi vi metterò i link per fare l'acquisto direttamente in descrizione, ok? Quindi in chiusura volevo dirvi, come vedete qui sopra, vedete sta passando questo sito, opla, www.classe74.it è il sito principale. Lì troverete un sacco di roba anni 80 e 90 che riguardano il cinema, serie TV, Star Trek, Stargate. C'è anche starwarsstory.it, un altro sito a cui si può accedere da classe 74 tranquillamente. Lì ci troverete anche roba su Ritorno al futuro, ma tanti articoli che sono in vendita su Amazon e che riguardano appunto gli anni 80-90 e su classe74.it in particolare troverete anche delle delle pagine un po' nascoste o difficili da trovare di Amazon. Troverete anche Amazon Supermercato dove potete fare tranquillamente la spesa e comprare ciò che più vi occorre direttamente su Amazon facendovi arrivare tutta la spesa a casa. È una comodità anche per chi ha dei genitori magari che non riescono tanto facilmente ad andare a fare la spesa, gliela potete fare voi su Amazon, gliela mandate direttamente a casa. Ho tanta gente che utilizza questo sistema proprio per fare la spesa per i genitori, anche perché magari non ha tempo di andargli a fare la spesa in un supermercato vero e portargliela poi, e invece tramite Amazon c'è questa possibilità e quindi perché non sfruttarla? Stavo parlando anche di starwarsstore.it, che è un sito interamente dedicato alla galassia di Star Wars, di cui io sono un fan, sono un patito di Star Wars. Poi c'è legolando.it, anche i Lego mi piacciono parecchio. A breve farò una lunghissima live, magari un pomeriggio intero, perché devo montare un Lego che sta lì dietro. Non si riesce a vedere bene, forse se mi faccio così, ecco, c'è una scatola gialla che vedete lì dietro di me, è una busta gialla e lì dentro c'è un Lego da costruire. Faremo anche questo, dovremo continuare. Come vedete qui ho liberato tutto, adesso ci sono queste scatole vuote, ma ho dovuto liberare il tavolo da tutti i monitor. Ecco, adesso c'è solo lo zaino, non c'è più niente qui di tutto quello che c'era prima, tutte le schede AGP, video, PCI, SCSI. Qui c'era una montagna di roba, ho dovuto togliere tutto anche perché con il 1° settembre, come avete visto pure a Roma, ha cominciato a piovere, noi non possiamo più andare a mangiare fuori e quindi ci dobbiamo ritrasferire per mangiare dentro. E questo è il tavolo da pranzo, insalata da pranzo. Mo dovrò far sparire anche tutta questa roba qui. Qui ci sono alcune cuffie che io ho, ci sono i miei 45 giri, alcuni perché non sono tutti, vedete? Qua ci sono qualche 45 giri, ecco, Sheila B Devotion. Queste sono le copertine, guardate, vi faccio vedere, sempre fa parte di retro. Se io le giro dietro, non so se si vede, questa è la carta coi buchi dell'MPS 803 della Commodore che io utilizzavo con la stampante, anche perché mio padre me ne portava tanta di questa carta coi buchi. Vedete, poi ci sta anche, che ne so, roba un po' più conosciuta, Sandokan degli Oliver Onions. Però stiamo divagando, anche perché questa era una diretta Reni Retro e quindi si parla di retro computing. Là dietro c'ho ancora tante riviste, The Game Machine, Console Mania, Zap. Ci sono degli Zap di quelli classici
quindi anni 80-90, e i Zap, tutti quelli nuovi che sto continuando a comprare insieme a Passione Amiga, ok? Poi ovviamente c'è là, ho messo pure Zap Raine, andate a cercare la live in cui ho parlato di Zap Raine, ok? Dell'amico Madrigal, ok? Quindi in chiusura vi ringrazio di aver visto questa live. Andate a visitare www.classe74.it. Non ho parlato di renijstore.it, proprio un minutino per parlare di renijstore.it. renijstore.it è un sito dedicato interamente alla musica. La musica a 360 gradi, si parte dai giradischi divisi in due categorie, quelli con trazione a cinghia e quelli con trazione diretta, ok? Poi ci sono gli amplificatori, poi ci sono anche le casse divise in due gruppi, attive e passive. Quelle attive hanno bisogno della corrente a 220 e solo del segnale in bassa frequenza per suonare. Quelle passive invece hanno bisogno di un amplificatore che trovate sempre nel sito. Poi sul sito ci sono anche tutti i vari CDJ divisi tra quelli che leggono i CD e quelli che invece leggono solo le chiavette e gli MP3. Ci sono tutte le varie console divise anche esse in due categorie, le console stand-alone che funzionano completamente senza PC e le console invece che hanno bisogno del PC per funzionare. Ci sono anche diciamo, un'area dedicata ai mobiletti che ricordano molto quelli degli anni 90 degli sterei, però si possono adoperare al giorno d'oggi per tutto il sistema di intrattenimento, quale può essere metterci una Xbox, una PlayStation, un amplificatore magari 5.1, e diciamo è strutturato, ricorda molto i mobiletti degli sterei anni 90, però ce ne sono diversi, però diciamo sono d'arredamento anche attualmente negli anni 2020, ok? Anni 2022. Poi ci sono anche, ho fatto un'area dedicata a tutto ciò che serve per fare le live su Twitch, su YouTube, su Facebook, su TikTok, dove vi pare. Allora, ci sono diversi modelli di webcam, ci sono diversi modelli di green screen, quindi green screen grandi, piccoli, medi, di tutte le dimensioni, di stoffa, di carta. Ci sono diversi tipi di green screen, ci sono tutti i vari supporti per i microfoni, ci sono anche gli adattatori per poter collegare un impianto stereo a un cellulare, i cosiddetti iRig, diciamo quelli che trasformano un segnale bassa frequenza in un segnale che si può poi utilizzare in input in un cellulare per poi mandare, diciamo, magari della musica o un suono più pulito online sulla propria live, o anche per registrare dei video per poi andarli a editare successivamente. Ok, tutto questo lo trovate su Renij Store. Su renijstore.it poi c'è anche il link a un altro sito molto bello che è il mondo del vinile.it. Sul mondo del vinile io ho cercato di categorizzare un po' tutti i vinili che sono in vendita su Amazon. Ci troverete vinili di musica italiana, vinili di musica straniera, vinili colorati, vinili picture disc, che sono quelli che a me piacciono tantissimo. I picture disc, quando non costano una tombola, io cerco sempre di acquistare i vinili picture disc. Poi ci sono i vinili in limited edition e addirittura c'è un'area dove potrete fare il preordine dei vinili che usciranno da qui a 2 mesi, anche a 3 mesi. Io ho comprato tanti vinili e ho aspettato un paio di mesi che arrivassero. Lì c'è poi la clausola sempre di Amazon che tu compri al prezzo minimo garantito, cioè se da quando tu fai l'acquisto a quando l'articolo viene spedito, mettiamo che ci vogliono 2 mesi, in quei 2 mesi quello stesso articolo viene messo in offerta perché c'è un Prime Day, perché c'è un evento qualsiasi, o solo perché la casa discografica vuole mettere in offerta quel vinile, magari anche solo per un'ora, voi lo pagate il prezzo minimo a cui quel vinile, quel bene, perché vale un po' per tutto su Amazon, è arrivato in quell'intervallo di tempo da quando voi avete fatto l'acquisto a quando viene spedito. In questo intervallo ovviamente non vi viene tolto niente fino a quando, di soldi, fino a quando non viene spedito l'articolo, i soldi Amazon non li prende solo nel momento in cui l'articolo viene spedito. Questo era per spiegare un po' come funziona a grandi linee questo colosso che è Amazon, che tra l'altro ultimamente non si sta comportando proprio bene, alzando i prezzi dell'abbonamento Prime, o quantomeno anche modificando anche le politiche di reso. Insomma, ne stiamo vivendo di tanti aumenti, stanno tutti aumentando i prezzi, vabbè, questi poi sono altri argomenti.
Quindi durante questa live vi ricordo abbiamo visto Passione Amica numero 9 settembre 2022. Andatelo a prendere, io vi metterò il link in descrizione. Poi c'è l'astuccio dell'East Pack di mia figlia, che è parita anche lei di videogiochi, di Pac-Man, e lo zaino dell'East Pack di Pac-Man, leggerissimo, in modo che così qua dentro ci si possono mettere parecchi libri e almeno lo zaino di per sé stesso non pesa tantissimo. Allora, io vi ringrazio di aver visto quest'altro video targato Reni Retro, esatto, perché parliamo di retro games, ok, e vi do appuntamento alla prossima live. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, vi invito ad attivare la campanella, che è l'unico modo che avete per sapere quando io vado in live, perché io non ho un orario, non ho un giorno, io appena ho 5 minuti cerco di andare in live e di fare qualcosa insieme a voi, sia esso riguardante i Lego, sia esso riguardante qualcosa degli anni 80-90, e vediamo un po' di fare anche quattro chiacchiere. Grazie di essere stati con me, vi lascio con la sigla finale. Grazie a tutti, a presto.